È il primo atto di una sfida che ci terrà compagnia per tutto l'arco della settimana, ma in questo caso è un dentro o fuori. Amici di Sportisili, le nostre immagini vi giungono dallo Roberto Sorrentino di Trapani di fronte a Accademia Trapani e Unitas Sciacca, gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza Sicilia. Le due squadre si sono affrontate 2 settimane fa sul terreno di gioco del Nino Vaccara di Mazzara del Vallo, che ha ospitato le prime gare interne della stagione della formazione la formazione saccense, chiedo scusa. In quel caso vinse proprio la formazione nero-verde con il punteggio di 3-1. In quell'occasione in panchina sedeva per il team nero-verde il tecnico Dardes, che è mister della formazione juniores dell'Unitas Sciacca, in sostituzione di Angelo Calfano, che è stato vittima di una squalifica. Prima però ovviamente, come dicevo prima, partita che si ripeterà tra 4 giorni, sempre sullo stesso campo, quello del Sorrentino di Trapani. In quel caso gara valida per la quinta giornata del campionato di Eccellenza Girone A, campionato che per il momento vede le due squadre appaiate a quota 6 punti, con le 2 vittorie e 2 sconfitte per l'Accademia, una vittoria e 3 pareggi per l'Unitas, che è imbattuto fin qui in questa stagione, se consideriamo anche le 3 gare giocate in Coppa Italia Eccellenza iniziata. Accademia Trapani, Unitas Sciacca, amici di Sportisili TV, mettetevi comodi. Ricordo che oggi sono, perché sono già iniziate tutte, ben 3 le partite degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza che stiamo trasmettendo in diretta. Siamo collegati già da circa mezz'ora con il Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo per Castellammare San Vito Lo Capo. Il punteggio attualmente premia gli ospiti con il risultato di 1-0. Tra l'altro in gol è andato il grande ex della sfida, ovvero Gianni Calagna, con un tiro cross abbastanza beffardo che ha superato il portiere di casa. Siamo live anche dallo stadio Ilardo di Lascari per la sfida tra i padroni di casa dell'Ascari Cefalù e la Don Carlo Misilmeri. Anche in questo caso, situazione di parità nella gara di andata con l'1-1 maturato a Misilmeri. Intanto attenzione subito all'attacco da parte dell'Unitas, grande chiusura in calcio d'angolo con la bella azione manovrata e subito mister Melillo che alza la voce verso i suoi giocatori. Allora andiamo prima della battuta del calcio d'angolo con la lettura delle formazioni, o meglio prima attendiamo proprio la battuta del tiro d'angolo che verrà affidata a Saro Licata, il capitano dell'Unitas Sciacca. Battuta sul primo palo, serie di contatti in area, alla fine pallone allontanato e messo in fallo laterale. Formazioni con l'Accademia Trapani che si schiera con Mistretta in porta, poi con il 2 Cammareri, con il 3 Rossi, con il 14 De Castro, con il 5 Modou Jarjou, con il 6 Campanella, col 7 Boyang, con l'8 Todano, con il nome Guaiana, con il 10 Tempesta, con l'11 Nolfo. Mentre a breve la risposta dell'Unitas, che intanto qui attacca con la palla messa al limite dell'area allontanata, prova a fiondarsi sul pallone proprio Guaiana, sfera però controllata da Dennis Di Mercurio che appoggia a Reynolds, che è il portiere dell'Unitas Sciacca. Formazione che si completa con Triolo col numero 2, Genco col numero 3, Tricano col numero 4, Cipolla col numero 5, Di Mercurio, già citato prima col numero 6, Galfano col numero 7, Licata, il capitano col numero 8, Pisciotta col numero 9, poi con il numero 10 c'è D'Amico, numero 11, Angelo Caronia. Rimessa battuta verso il centro del campo, poi allontanata la sfera dall'intervento da parte di Triolo. Poi Galfano, decisivo per l'unica vittoria in campionato dell'Unitas ottenuta alla prima giornata sul campo della Don Carlo Misilmeri. Decisivo sia per impatto che ovviamente per la rete da 3 punti con cui i neroverdi hanno portato a casa la posta intera in palio contro la squadra di Tommaso Napoli. Cipolla verticale,
a cercare D'Amico, altra palla verso Caronia, ingresso in area, colpo di testa di Ciargiù in appoggio a Mistretta. Pallone giocato per De Castro, che ha la meglio sul giovane Pisciotta, classe 2007. Mattia Pisciotta, qui intanto fallo ai danni di Nolfo, maglia numero 20 e non numero 11, come detto in sede di lettura delle formazioni, e punizione per Marco Campanella. Vuole il movimento dei compagni, serve poi in verticale questa palla per Tempesta, poi servizio in area di rigore, ma era in fuorigioco, credo già Rossi, che ha servito subito in verticale per Boyang. E dunque calcio di punizione per l'Unitas, sì, fuori gioco di Rossi, infatti si parte da una posizione un po' più arretrata, con Triolo che appoggia per Giacomo Fricano, che in apparenza è il braccetto di destra di una linea a 3 che vede Cipolla in posizione centrale e Di Mercurio da braccetto di sinistra, con la spinta dei due giovani Triolo e Antonino Genco sulle fasce. D'Amico, verticale, colpo di testa, poi riesce ad arrivare Angelo Caronia, alza questo campanile al limite di testa, poi De Castro, poi Licata con la palla sventagliata a destra, non può arrivare Triolo. Allora fallo laterale per l'Accademia Trapani, nello specifico per Rossi. Cerca lungo un compagno, colpo di testa di Guaiana, anzi colpo di testa di un giocatore dell'Unitas, in questo caso era D'Amico, poi duello in cui ha la meglio Galfano, se non altro per l'ottenimento del fallo laterale. Triolo cerca e trova D'Amico, la sponda subito per Pisciotta, fermato da De Castro, poi subentra nell'azione anche Rossi, che però fa un mezzo pasticcio, alla fine prova a risolvere, ci riesce anche in maniera abbastanza positiva Campanella, ma la palla arriva in area e c'è la rete di Galfano che sblocca il risultato. 5:20 sul cronometro, avanti subito l'Unitas Sciacca. E a segno Galfano, premiata la scelta di mandarlo in campo dal primo minuto. Dopo 5 minuti e 20 sul cronometro si sblocca la partita del Sorrentino, la sblocca Lorenzo Galfano, che a inizio stagione era stato inserito in organico dalla Anissa, poi la società del presidente Giovannone lo ha liberato e allora spostamento di qualche chilometro in direzione Sciacca per lui. Vediamo come imbastisce la reazione l'Accademia, che ricordo oggi priva per infortunio di Mario Secan, senza dubbio uno dei giocatori più rappresentativi per carisma, per numeri, per pericolosità. Caronia, dopo il liscio di Campanella, palla in verticale, si inserisce ancora Galfano che è in posizione regolare. D'Amico dopo la chiusura da parte di Rossi, anzi è Licata. Triolo con il cross, secondo palo, colpo di testa da parte di Pisciotta, tutto solo. La palla però esce, anzi si trattava di Genco. E subito occasione per il raddoppio per l'Unitas Sciacca, che ha approcciato in maniera più aggressiva la partita. Ricordo l'andata a Mazzara del Vallo si è conclusa sul 3-1, quindi in questo momento quello che all'estero chiamano aggregate vede i saccensi avanti per 4-1, servono 3 gol senza subirne all'Accademia per tentare la caccia al pass per i quarti di finale. Di Mercurio, D'Amico con spazio, con libertà, serve ancora l'ex Canicatti che salta un avversario, poi pallone recuperato, Tempesta toccò per Boyang, poi spalla alla porta Nolfo, subentra nell'azione anche Tempesta, Tempesta cerca Nolfo, non trova nessuno, Rossi costretto ad allungare la falcata, ma la meglio Pisciotta che prova a passare, chiude De Castro in fallo laterale. La rimessa per Triolo, suo il cross circa un minuto fa, da quinto a quinto, come ormai è tradizione nel calcio moderno,
con gli esterni che non si occupano più soltanto di arare la fascia, ma anche di cercare di andare a concludere. A proposito di esterni, non perfetto qui il controllo di Antonino Genco. Jarju. Spalla alla porta Campanella, appoggia a Mistretta. De Castro. Il dribbling rischioso ma efficace ai danni di Pisciotta, poi fiondata, sbagliata. E allora Genco, buon gioco col recupero. D'Amico, verticale subito per Caronia, fermato da De Castro. Poi palla lanciata in avanti alla ricerca di Guaiana, spalla alla porta contro Alfonso Cipolla, il tocco per Tempesta che non controlla. Poi Di Mercurio, Galfano, tanti spazi adesso inevitabilmente per l'Unitas, qui fuori gioco di Angelo Caronia. Qui chiede lumi anche alla nostra postazione, mister Galfano, mentre c'è il fallo di D'Amico, duello tra numeri 10 con Tempesta. Jarju. Pallone scaricato indietro per Cammareri. Palla centrale per Nolfo che viene incontro a prenderla. Poi pallone allargato sulla destra. C'è il cross allontanato da Alfonso Cipolla. Caronia prova a controllare, subentra l'azione Pisciotta che si affida ancora all'ex Athletic Club Palermo. Avanza Caronia, sovrappone proprio Pisciotta. Caronia con spazio anche con un tunnel, poi subentra Boyang. Il pallone però ce l'ha ancora l'11 in maglia nero-verde che scarica su Licata. Apertura a destra per Galfano. Attacco vivo con tanti uomini per l'Unitas. Galfano sinistro, smanaccia in qualche modo Mistretta, poi la palla rimane in area, allontana Jarju. Licata, controllo e finta, poi sinistro sul fondo. E fin qui è un monologo dell'Unitas. Accademia ancora negli spogliatoi, infatti mister Melillo cerca di alzare il volume della radio per scuotere i suoi un po' intimiditi. Sicuramente prendere gol dopo 5 minuti non aiuta. Serve comunque un atteggiamento diverso. Qui fallo di Licata su Guaiana, punizione. Licata subito divenuto leader di questo spogliatoio, diventato a furor di popolo capitano dei neroverdi. Cammareri, Campanella, verticale, sono tutti fermi perché sono tutti in fuorigioco. Allora Reynolds la fa sua. Portiere lituano arrivato alla fine dell'estate, a stagione già iniziata, nonostante l'Unitas goda già della presenza in organico di uno dei migliori portieri della categoria, ovvero sia Kepa Jaber. Licata. Buona qui la giocata di Galfano, fallo di Boyang, stava riuscendo a partire comunque l'ex Nissa, e allora punizione per Licata. Palla ancora verso il cuore dell'area, prova a lottare Pisciotta, poi colpo di testa di De Castro per Boyang che resiste alla carica di Triolo, tiene anche la palla in campo ma Licata la meglio. Fricano indietro per Reynolds, ordinato l'Unitas, chiaramente può gestire senza troppi affanni la situazione. Quella battuta lunga di Reynolds, è partito in fuorigioco Caronia, è già la seconda volta che si fa cogliere oltre la linea difensiva degli uomini in maglia blu, in tenuta blu. Ricordo il direttore di gara, anzi in realtà tutta la terna è della sezione arbitrale di Palermo, dirige il signor Carlo Aneli, primo assistente sotto la nostra postazione Gaspare Piranio, secondo assistente Francesco Casisa. Cammareri, verticale, qui c'è il velo tentato da Todoro che però non ha successo. E allora D'Amico, per Genco, cerca compagni a servire, si rifugia direttamente da Reynolds. Fricano, che sta continuando a cambiare ruoli con una facilità imbarazzante. Qui grande palla di D'Amico per la corsa di Triolo, che è costretto a rallentare per controllare. Triolo poi frena sulla pressione degli avversari, prova ad arrivare Pisciotta, calcio di rigore, fallo di Jarju, anzi fallo di Boyang.
ai danni, se ho visto bene, di Pisciotta. Non ha avuto dubbi il signor Anelli, che adesso chiama l'intervento della panchina perché si è fatto male Pisciotta. Problema da capire anche dove ha avuto il problema il numero 9 gamba destra, sulla quale intervengono i sanitari della squadra saccense, che dunque all'avvicinarsi, all'approssimarsi del quarto d'ora alla palla per andare già sul 2-0, costretto ad uscire naturalmente Pisciotta, che ha avuto un grande impatto sulla partita a dispetto della giovane età. E sul dischetto si presenta Angelo Caronia, che sfida Mistretta, fischia l'arbitro, la rincorsa di Caronia con la finta, con il destro scivolando, la palla entra e 2-0. Non hanno nulla da ridire i componenti della terna, il gol evidentemente buono, reclamano un doppio tocco i giocatori dell'Accademia e anche mister Melillo, ma non ci sono dubbi, anzi no, si ripete, o meglio no, non si ripete, si riparte col calcio di punizione. Non è da ripetere il tiro dal dischetto e viene assegnato un fallo a 2, perché Caronia ha toccato involontariamente, per carità, ma pur sempre toccato 2 volte il pallone al momento dell'esecuzione. Adesso è l'Unitas che protesta, si rimane 1-0 dunque. E dunque naturalmente non si può parlare di gol annullato, ma di una non convalida del calcio di rigore segnato da Caronia, perché ha toccato la palla 2 volte. È scivolato il numero 11, sicuramente interprete sfortunato di questa circostanza. Vediamo se l'episodio dà la scossa, la carica all'Accademia. Qui la palla allontanata da Africano, dalle parti di Pisciotta, che è tornato in campo, salta sulla testa di De Castro, commette fallo a giudizio del direttore di gara, e allora punizione. De Castro, battuta lunga alla ricerca di Todaro, esce Reynolds con tranquillità a ridosso del limite dell'area di rigore. Genco, D'Amico, indietro per l'avanzata di Dennis Di Mercurio. Vede il movimento di Triolo, gran palla a scavalcare dell'ex Canicattì per il suo numero 2, sovrappone Calfano, prende il centro Triolo, che poi prova a passare per vie centrali, arriva ancora Calfano, anticipato dall'intervento di Campanella. Poi Guaiana, fermato senza fallo da Triolo. Palla che viene messa fuori, problema al piede destro, forse anche un pestone. Si riprende. Qui la palla non giocata bene con Genco, che ci ha provato. Intanto cambia un altro parziale di un'altra partita targata Sportisili TV. C'è il raddoppio del San Vitolo Capo, ancora in gol Gianni Calagna. Qui la fuga intanto di Calfano sulla destra, la palla proposta in mezzo, Jargiu in fallo laterale. Ma la catena di destra
dell'Unitas sta creando problemi. Qui ancora col cross, questa volta troppo lungo per un intervento sul secondo palo che non c'è stato, non c'è potuto essere. E Mistretta che andrà lungo. Il rilancio. Colpo di testa di Guaiana, prova a scattare Nolfo, ma c'è ancora Reynolds a ridosso dell'area di rigore. La giocata di Di Mercurio, poi da Amico per Licata che in estirata serve Cipolla, poi ancora Licata, apre per Fricano. In questo fraseggio ci sono centinaia di presenze in eccellenza e non solo ovviamente. De Castro la fa rimbalzare prima di calciarla via. Fricano è solo, la può controllare, la palleggia male, allora Tempesta. Accelera il 10 che cerca compagni a servire, ancora Tempesta costretta ad andare indietro ma la mette in fallo laterale. Poi gesto di stizza qui si arrabbia il signor Anelli, cerca di tenere a bada gli umori delle due panchine. Caronia prova a passare in mezzo a 4, non ce la fa perché chiude De Castro. Todaro la tiene, cerca di liberarsi e ottiene il massimo per il fallo laterale per l'intervento di D'Amico. Con le mani Rossi cerca Guaiana, sponda per Tempesta che cerca di scavalcare, Nolfo però non è pronto e allora la palla si perde dalle parti di Reynolds. Cipolla cerca e trova D'Amico, ancora questo lancio a cercare uno dei quinti, anche se qui la palla va più verso Pisciotta, esce con i piedi leggermente fuori dall'area di rigore Mistretta e fallo laterale Unitas. Fricano, palla per D'Amico. D'Amico cerca di allargare per Galfano e ci riesce. Triolo Fricano. Cipolla con calma ancora a palleggiare l'Unitas che non ha subito il contraccolpo dello 0-2 mancato, anche perché gli avversari non hanno proposto una reazione degna di tal nome. Reynolds con il lancio, colpo di testa di Todaro, Licata può mettere giù in libertà. D'Amico smista velocemente su Di Mercurio. Ancora Di Mercurio, fallo di Nolfo, punizione Unitas. Quando ci avviciniamo alla metà del primo tempo. Si è seduto mister Melillo, si è andato a sedere adesso mister Galfano. Adesso si alza il tecnico dell'Accademia che ha già mandato a scaldare i primi elementi della sua panchina. Licata, tocco che arriva comunque a Galfano dopo la deviazione, poi in qualche modo il 7 prova a giocarla, ricordiamo il suo il gol che dopo 5 minuti e mezzo ha sbloccato il risultato qui al Sorrentino. Colpo di testa di Guaiana ancora una volta in anticipo, poi Cipolla in fallo laterale. Rimessa per Rossi. De Castro l'alza subito in avanti, stacca D'Amico, poi Licata, prolunga ancora di testa, l'anticipo da parte di Campanella che costringe Giargiù a correre all'indietro, il tocco comunque è preciso per Cammareri. Campanella. Qui la palla giocata, almeno nelle idee da Todaro che poi svirgola, mette in difficoltà i compagni, c'è Pisciotta. Licata, Galfano, Fricano. Licata, serve D'Amico, c'è il movimento di Triolo, visto e servito dal numero 10, controllo non perfetto di Triolo che però tiene il pallone, si muove Pisciotta, la palla è per lui, ma è bravo De Castro a opporsi e lancio subito però c'è. Dennis Di Mercurio che anticipa anche Boyang, serve Genco che sbaglia il tocco di ritorno.
po' di errori da una parte e dall'altra. Qui bravo Boyang a disorientare D'Amico, prende il centro, cerca compagni, trova Todaro. Apertura subito dalle parti di Cammareri che anticipa, mette in mezzo il pallone per Nolfo. La respinta di Reynolds, arriva adesso la segnalazione di fuorigioco. Forse con un paio di istanti di ritardo. Chiamata corretta, almeno in apparenza, dalla nostra postazione. E Reynolds che tocca verso Giacomo Fricano. Seconda stagione per lui a Sciacca. Arrivato l'anno scorso dalla Don Carlo Misilmeri insieme ad altri giocatori, tra cui Piero Concialdi, che è ancora in nero-verde. Oggi parte alla panchina, anche per qualche piccolo fastidio fisico, il folletto palermitano. Cammareri viene incontro Tempesta, scarico su Jargiu, non trova varchi l'Accademia. Tempesta la smista, in qualche modo arriva Cammareri, che non la tiene in campo. Qui sicuramente errore da parte di Tempesta nello smistare palla. Intanto Misilmeri in vantaggio, Don Carlo in vantaggio a Lascari, quindi solo vittorie esterne, almeno per quanto riguarda queste almeno 3 delle 4 gare in corso. In questo momento stanno giocando anche Athletic Club Palermo e San Giorgio Piana. Il risultato è sempre di 0-0. Ricordo in questo caso quelli che oggi giocano in casa, ovvero l'Athletic, hanno vinto all'andata col punteggio di 1-2. Tempesta cerca di premiare la corsa di Guaiana che si sgancia. Guaiana rincorso da Di Mercurio, va a puntarlo, lo ferma Dennis Di Mercurio. Grande scelta di tempo ancora una volta da parte dell'ex Canicatti, che poi rischia di andarsi a complicare la vita. Ci pensa Cipolla a dargli una mano spazzando via il pallone, trova Pisciotta che smista bene per Triolo. Calfano, Pisciotta può controllare, fronteggia De Castro che gli concede il destro. Fricano, la spinta di Nolfo, continua a giocare, poi l'arbitro fischia dopo che Fricano lascia il pallone. Cenno d'intesa 3-2. Unitas che è in campo con un 2006 e 2 2007, ovvero Triolo e Pisciotta. Il 2006 è Antonino Genco, che adesso riceve da Di Mercurio. Caronia fermato in maniera regolare da Tempesta, direttore di gara che aveva inizialmente messo il fischietto in bocca, poi ha avuto un ripensamento che è stato quello definitivo. Cammareri in avanti, l'anticipo di Genco su Boyang. Tanto, come dicevo prima, primi movimenti sulla panchina dell'Accademia, mentre arriva la palla dalle parti di Triolo che la fa scendere contro Rossi, riesce a guadagnare fallo laterale. Ci sono Scaduto e Oddo. Colpo di testa di Cipolla, la palla arriva comunque a Guaiana che palleggia, fallo di Di Mercurio al limite dell'area e c'è questo interessantissimo calcio di punizione. Di seconda. Sono in 3 sulla palla, anzi in 4. Cammareri, Todaro, Guaiana e Tempesta. La sensazione è che Todaro toccherà per Guaiana. Intanto contatti in area, c'è Jargiu che prova a dare fastidio, sicuramente andrà per i pali
l'Accademia all'inizio del 29esimo minuto. Qui intanto ancora il signor Anelli che cerca di portare la calma, in particolare con Boyang e con Di Mercurio. E arriva l'ammonizione per Boyang. Primo ammonito della gara, Boyang. Direttore di gara che è pronto a fischiare, già si stacca la barriera. Quel tocco di Todaro per Guaiana, da ripetere il calcio di punizione. È regolamento questo, e basta che cosa? Non lo so impazzire, È la panchina dell'Accademia che reclama un'ammonizione per i giocatori usciti dalla barriera. Ancora movimento, arriva adesso il fischio con Todaro che tocca per Guaiana, è uscito alla barriera Galfano, l'arbitro lascia giocare, poi Galfano spinge Campanella, punizione Accademia, qui gestione può da rivedere da parte del direttore di gara il signor Anelli su questa punizione. Intanto lancio Reynolds, sfrutta le lunghe leve e poi lancia lungo alla ricerca di Triolo. Fricano, lancio lungo, cerca Caronia che nonostante l'altezza riesce a spizzare di testa per Pisciotta, si va a complicare la vita, poi palla a Caronia, si gioca per il vantaggio Caronia per allargare per D'Amico, 1 contro Rossi, D'Amico converge, palla sul sinistro, cross sul secondo palo, non arriva Galfano. Dai Rosario! Tanto abbastanza chiaro il messaggio di Angelo Galfano per i suoi giocatori. Troppa sufficienza abbiamo mollato. La sensazione è che comunque stia tenendo molto bene il campo. Intanto doppio cambio per l'Accademia. Escono Rossi e Boyang, dentro Scaduto e Oddo. Scaduto maglia numero 15, Oddo maglia numero 16, quindi già 2 cambi allo scadere della mezz'ora per l'Accademia. Con Cammareri che passa a sinistra, Scaduto giocherà a destra. Nella linea che adesso diventa a 4, tanto fallo e giallo, fallo di Todaro. Dunque punizione per l'Unitas, diventano 2 gli ammoniti, uno di questi Boyang è stato sostituito, l'altro adesso è Todaro. Qui palla sulla schiena di Caronia che ha commesso fallo su De Castro, che batte subito la punizione, scambia con Campanella, ancora De Castro. Jargiu. Palla giocata da Oddo, pallone che è rimasto in campo sulla giocata di Scaduto, allora guadagna un fallo laterale uno dei 2 subentrati. Tempesta, Nolfo la perde contro Cipolla, lo scontro, il fischio.
Galfano allarga male e allora può recuperare l'Accademia. Guaiana prova ad accelerare contro Licata, tocco intelligente per vie centrali, ma nessuno era pronto al passaggio, con Tempesta che era indietro, con Nolfo che era troppo largo sulla destra. Colpo di testa di D'Amico, rimessa Accademia. Vieni più vicino, te ne vai insieme a Federico, tutti e due là. Qua devi venire. Dentro. Rimessa per scaduto, interviene D'Amico, qui battuta malissimo la rimessa dal numero 15 dell'Accademia. Galfano vede il movimento di Caronia, prova a servirlo una deviazione, forse a vantaggio il numero 11, alla fine esce mistretta. Cammareri, verticale per Todoro che prova a stoppare in velocità, fallo su Fricano, punizione. Fricano lancia, Pisciotta non arriva, arriva Caronia che era in fuorigioco sicuramente sul tentativo di spizzata, da capire se Pisciotta l'ha toccata, in tal caso fuorigioco sicuro per il numero 11. Pallone sventagliato a Tempesta, colpo di testa di Fricano, poi prolunga Cipolla, controlla Cammareri ma sbaglia. Pisciotta la tiene, forse sbracciando un po' Caronia, Licata, anzi D'Amico anticipato. È rimasto a terra, credo Todaro, per la sbracciata di prima di Pisciotta. Angelo, basta, Angelo. Qui Campanella la restituisce all'Unitas. E poi la restituisce a Solta Licata, la palla era dell'Accademia. Giargiù tocca per Mistretta, il lancio, palla che arriva dalle parti di Nolfo, poi Guaiana col servizio per la giocata tentata da Oddo. Licata, palla in verticale del Pisciotta, la posizione è regolarissima del numero 9 che può puntare ma sbaglia il controllo, allora si defila. Duello, il tunnel su De Castro, ancora Pisciotta che prova ad andare, Cammareri con esperienza, la palla arriva comunque a Caronia, controllo e tiro, blocca Mistretta. E dunque tornano ad arrivare conclusioni verso la porta, di fatto l'ultima risale al calcio di rigore, possiamo dirlo, fallito da Angelo Caronia al minuto 15. Cammareri, Todaro prova a passare su Galfano che lo mette giù, punizione. Todaro, il velo per Nolfo. Ancora Nolfo, non vede nessuno muoversi, conclusione sopra la traversa, velenosa da parte di Nolfo. E Reynolds che può ripartire dal fondo. Cipolla. Corto per Licata, pressing debole da parte di Campanella. Palla in verticale.
Jargiu ferma Pisciotta che reclamava un fischio a suo favore, non arriva. Allora De Castro può andare dal suo portiere Mistretta. Cammareri. Scambia con Tempesta. Ancora Cammareri. E ancora Tempesta. De Castro. Jargiu. Costretto a ricominciare da Mistretta, non concede spazi, non concede varchi. L'Unitas che adesso sta gestendo a questo punto triplo gol di vantaggio. Palla per la corsa di Cammareri che prova a prendere il centro. Cammareri ancora, il cross esce male dal suo sinistro, ma è comunque calcio d'angolo ed è il primo della partita per l'Accademia Trapani. Fischio abbastanza contestato, in particolare da Triolo. La battuta dell'angolo affidata a Todaro. Colpo di testa ad anticipare anche Reynolds. Palla che rimane lì. Reynolds subisce la carica di Nolfo secondo il signor Anelli. Punizione. Unitas sciacca a 5 più recupero dalla fine del primo tempo. Potenzialmente un paio di minuti di extra time dovrebbero arrivare per via dell'episodio del calcio di rigore, ma anche per il doppio cambio effettuato dall'Accademia. Ricordo minuto 31 con gli ingressi di Scaduto e di Oddo. Nolfo propone in mezzo, tocca a Triolo. Calcio d'angolo numero 2 per la squadra in tenuta blu, questa volta indiscutibile. Scendono tutti gli effettivi in maglia nero-verde all'interno dell'area di rigore su questa battuta che verrà affidata ancora a Todaro. Todaro ancora primo palo, prova a prolungare Nolfo, pallone che rimane lì, c'è il fallo di Oddo. Qui intanto Cipolla prosegue nella sua protesta, che più che altro sembrava un botta e risposta con Nolfo, più che una protesta nei riguardi del signor Ranelli, che lo va a redarguire. Dice, qua lascialo fare a me l'arbitro. E Cipolla che si fa consegnare il pallone da Reynolds prima di scodellarlo verso Calfano che non arriva. Campanella per Nolfo, Tempesta allarga e poi palla giocata male. La giocata qui di Campanella trova la testa di Genco, poi prova a scappare Caronia. Jargiu, bravissimo a metterla via. Poi Di Mercurio male, allora Oddo cerca la verticale, Guaiana, posizione di fuorigioco. Tanto vola sul 3-0 la Don Carlo Misilmeri contro il Lascari Cefalù, quindi possiamo dire potenzialmente a 45 minuti alla fine delle partite che ci sono già 2 o 3 squadre che hanno il pass sempre più vicino per i quarti di finale, almeno per quanto riguarda il versante centro-occidentale della Sicilia, le squadre del Girone A, perché in questo momento Don Carlo Misilmeri e Unitas Sciacca hanno 3 gol di vantaggio rispettivamente sull'Ascari Cefalù e Accademia Trapani sono invece 2 gol di vantaggio, ovvero sia quelli che stanno maturando oggi. Per il San Vitolo Capo sul Castellamare rimane almeno per il momento lo 0-0 tra Athletic Club Palermo e San Giorgio Piana, che qualifica in virtù dell'1-2 della Licauli la squadra nero-rosa, che ha in organico
il mister e alcuni giocatori detentori della Coppa, ovvero sia Raciti e alcuni elementi portati con sé da Paternò. Tempesta prova ad arrivare per primo, lo aggredisce Licata, Tempesta la tiene, mantiene anche l'equilibrio, potrebbe arrivare anche adesso il fischio, l'arbitro lascia giocare per il vantaggio perché c'è Nolfo al limite, Nolfo, tiro sporcato, Cammareri prova a proteggere, alla fine appoggia per Todaro, non si accontenta della rimessa, Todaro palla per Tempesta, raddoppiato, riesce a tenerla, buona giocata del 10, ancora Tempesta, si defila, vede il momento di Cammareri, poi la palla arriva a Todaro che gliela restituisce, scambiano ancora i due, Todaro per vie centrali, fa scorrere Campanella, palla allargata a destra, arriva tardi, scaduto, e allora può spazzarla Genco. Campanella, palla verticale, Nolfo cerca di far correre Oddo sulla destra, arriva il cross, no, perché arriva l'intervento da parte di Mercurio, terzo corner. Terzo corner per l'Accademia in questa partita, che almeno in questo dato è superiore alla squadra rivale. La battuta questa volta va a Tempesta, sempre con effetto a rientrare, grappolo di uomini in area, colpo di testa di Pisciotta. Ancora Tempesta a riciclare l'azione d'attacco dell'Accademia. Tempesta finge di crossare, non trova luce, allora serve Scaduto che deve affrettarsi a metterla dentro. Reynolds va di pugni. Poi Todaro, controllo e destro, sopra la traversa. Vediamo la segnalazione del direttore di gara sul recupero. Dovrebbe essere 2 minuti da recuperare. Caronia di testa dove c'è Jargiu, poi prolunga Campanella, c'è Licata, c'è De Castro, Cipolla, scontro con Nolfo, giallo per Nolfo, 3 cartellini gialli tutti per l'Accademia. Dopo Boyang e Todaro ha ammonito anche Nolfo. Qui sicuramente tutto il mestiere, tutta l'esperienza di Alfonso Cipolla per guadagnarsi questa punizione. Riprende il gioco con Giacomo Fricano in possesso palla. Cipolla. Palla per Galfano, il tocco per Triolo, l'anticipo secco di Cammareri. E allora c'è la rimessa per Triolo, cerca Pisciotta, i due classe 2007, Caronia, palla ancora per Pisciotta, l'anticipo di Cammareri, poi ancora Caronia che palleggia, Licata, l'appoggia subito per D'Amico che va col sinistro, palla fuori. Scadono i 2 minuti di recupero, direttore di gara che ancora non porta il fischietto alla bocca, guarda adesso il crono, probabilmente si gioca ancora per qualche secondo, Cipolla la tiene, scambio con Saro Licata, ancora Cipolla, Di Mercurio appoggia per Reynolds che se la sposta sul destro per rinviare lungo, De Castro svetta imperioso, poi D'Amico, Caronia, controllo, si gira, serve Pisciotta, 1 contro 1, Pisciotta sinistro, bloccato da Mistretta. Il rilancio di Mistretta, erano 3 evidentemente minuti di recupero perché il direttore di gara ha detto siamo a 47 e 45, si deve giocare ancora. Nolfo, serie di duelli, invitato ad alzarsi Nolfo proprio allo scadere
del terzo minuto di recupero, e allora le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di Accademia Trapani 0, Unitas Sciacca 1. In gol dopo 5 minuti e mezzo Lorenzo Calfano. Ricordo che al quarto d'ora aveva segnato sul calcio di rigore Caronia, ma toccando la palla 2 volte perché era scivolato, e allora non vale la marcatura del numero 11. In controllo l'Unitas Sciacca, in crescita però negli ultimi minuti l'Accademia Trapani. Noi restiamo ovviamente collegati qui con il Roberto Sorrentino di Trapani, alcune immagini dai campi targati Sportisili TV. Naturalmente voi restate sintonizzati non soltanto qui, ma anche su Lascari Cefalù Don Carlo Misilmeri e su Castellammare San Vitolo Capo. Noi ci prendiamo qualche minuto, sempre restando collegati a Trapani, ovviamente. Restate con noi. Siamo rammaricati perché oggi non abbiamo raccolto nulla, però dobbiamo analizzare anche tutti i 90 minuti. Abbiamo giocato più di 60 minuti un uomo in meno e questo sicuramente ha pregiudicato anche magari la possibilità di raggiungere un risultato positivo. Però oggi penso che saremmo dovuti uscire tra gli applausi perché abbiamo fatto un secondo tempo ottimo, direi. Abbiamo concluso più noi rispetto a loro, a parte il rigore, per un'ingenuità nostra, perché poi in fin dei conti nemmeno è stata un'occasione creata per loro meriti, ma un'ingenuità che però ci può stare. Il loro attaccante stava andando verso la bandierina o verso fuori, quindi lì non esiste andare scivolata, bastava accompagnarlo e finiva lì. Magari il gol lo potevamo prendere in altri modi, ma sicuramente non in questo modo. Però dico, gli errori si fanno, li facciamo tutti, quindi oggi martedì analizzeremo la partita, gli errori fatti naturalmente, anche ciò che di buono è stato fatto, che credo che ci sia stato. Sicuramente grande cuore, grande grinta, grande voglia di rimontare questa partita. Sapevamo comunque che Misilmeri diciamo che è una delle squadre più attrezzate in questo campionato, quindi veramente c'è rammarico per non aver raccolto nemmeno un punto oggi. Siamo rimasti in 10 col Casteldaccio, abbiamo vinto la partita, oggi siamo rimasti in 10 e togliendo quell'episodio che ripeto è stato un errore che comunque è evitabile. Per il resto penso che non abbiamo demeritato, anzi forse abbiamo avuto più occasioni. Un Fratello ha avuto 2 palle nette per fare gol, molto nitide, in una è stato bravo il portiere, si poteva fare di più. È stato un peccato, credo che se avessimo pareggiato non avremmo sicuramente rubato nulla oggi. Devo dire che il primo tempo siamo entrati un po' contratti, un po' paurosi, questo sì, onestamente i ragazzi magari sentivano molto la partita, il peso di incontrare una squadra che è considerata tra le migliori del campionato. Non abbiamo avuto un buon approccio sicuramente, ma ci sta capitando spesso, anche nelle altre gare è successa la stessa cosa, quindi sicuramente su questo bisogna lavorarci, bisogna capire il perché appunto non abbiamo quell'approccio, quella determinazione che poi dimostriamo di avere nei secondi 45 minuti. Da fare un plauso a questi ragazzi che hanno veramente lottato hanno buttato l'anima fino all'ultimo secondo. Il mister purtroppo è stato poco bene, sono problemi di salute, ha beccato un virus, l'ha messo a letto. Adesso notizie che abbiamo che c'ha, credo, la febbre, comunque questo virus lo ha debilitato, non poteva essere presente. Ha provato l'ultimo a cercare di venire, però poi alla fine ha optato per rimanere a casa, non ce la faceva assolutamente. A Capitan Genese lo dovremo valutare con un esame la prossima settimana, ma credo che sta meglio, sta lavorando a parte, credo che potrebbe anche essere presente per la prossima gara. Naturalmente aspettiamo anche l'esame diagnostico che dia la certezza del recupero completo. Come dicevo ai miei ragazzi, che oggi non era una partita di fioretto. Purtroppo il campo non lo permette ed è l'unico neo di questo stadio meraviglioso che ho dei ricordi bellissimi e delle annate bellissime, dove c'è stata anche una grande vittoria del campionato della C2 e già era un problema anche negli anni 90 quando c'eravamo noi.
non so se si può fare in campo in erba sintetica, se si può fare in erba naturale nuovamente. E ripeto, già allora noi giocavamo molto sulla seconda palla con Morgia, perché non potevamo mai imbastire giocate dal basso perché ti saltava, ed è quello che ho detto ai miei ragazzi. Oggi non c'è giocata di fioretto, non c'è il bel calcio, non c'è. Oggi c'è una partita masca, una partita che chi arriva prima sulla seconda palla ha buone possibilità di poter vincere, chi vince i contrasti in mezzo al campo ha buone possibilità di vincere. Noi siamo stati un po' più fortunati, abbiamo avuto anche delle palle gol, abbiamo concesso con un tiro da 30 metri e a loro dipende una traversa, però ho visto un Marsala Maidomo che poi del resto un po' rispecchia quello che è l'allenatore Totò Brucculeri, che oggi mi dispiace che non era presente, per cui è una squadra che è viva. Noi vogliamo divertirci, non siamo una squadra che deve vincere il campionato, però siamo lì a rompere le scatole sempre a tutti. E ripeto, oggi era una partita fondamentale perché se ricascavi un'altra volta è sempre un bel guaio, perché devi ripartire di nuovo da zero. Sono stati 3 punti importanti. Quello è stato una specie di tiro cross, ha preso una traiettoria totalmente diversa. Può dare quel segnale che se lo stai attento sull'arco dei 90 minuti può andare anche sotto o pareggiare la partita. Onestamente oggi volevamo a tutti i costi questa vittoria perché ti dà la possibilità di allungare in classifica, di lavorare in settimana, che abbiamo la partita di Coppa Italia, un ritorno a Montellasca che non sarà nemmeno facile. Questi risultati ti portano anche entusiasmo, ti portano a lavorare bene all'inizio della settimana. Però fa parte anche del gioco che c'è sempre la squadra avversaria, perciò dobbiamo aspettarci anche che dall'altra parte vogliono o passare in vantaggio o almeno pareggiare. E il Marsala non è mai stato lungo. Dovevamo arrotondare, non siamo stati bravi, perché fuori gioco di troppo, che c'era, che se poi passi sul 2-0 è finita penso la partita. Però fino all'ultimo devo dire bravo ai miei ragazzi perché sono sempre stati sul pezzo per tutti i 96 minuti. Abbiamo avuto una piccola distorsione alla caviglia venerdì pomeriggio e non era della partita, e come sapete un paio di giocatori sono andati via al photo finish come Ziz, Touré, lo Iacono, Garofalo si era già accasato la settimana prima, per cui dobbiamo riguardare un po' quello che è il mercato e cercare di prendere degli elementi per darli a sostenere un po' tutta la squadra che sta venendo fuori e sta lottando pallone su pallone. Ogni partita ha la sua storia. La storia di Marsala con Carlo Visionari oggi era quella di lottare su ogni pallone. Ed è stato fatto. Per cui la prossima non sappiamo che tipo di partita sarà. Tanto pensiamo al mercoledì, che sarà un'altra partita tosta di Coppa Italia, e poi pensiamo a quello che è il Casteldaccia, credo. Primo successo stagionale per i suoi ragazzi davanti al proprio pubblico, tra l'altro. Cosa le è piaciuto di più e cosa le è piaciuto di meno della prestazione dei suoi ragazzi contro un tenace Casteldaccia? Ma allora mi è piaciuta la stessa cosa di più e di meno, nel senso che mi è piaciuto tantissimo la nostra capacità di sofferenza dopo che siamo rimasti in 10 e dopo che abbiamo perso peraltro uno per infortunio e l'altro per espulsione, gli unici 2 attaccanti che avevamo a disposizione. Ma allo stesso tempo appunto non mi è piaciuto tantissimo il fatto che ci siamo abbassati troppo nel finale, anche in 10 forse avremmo potuto gestire un po' meglio qualche pallone e magari soffrire meno. Però insomma la partita era importantissima, oggi era uno scontro davvero, come si dice, da dentro fuori, nel senso che i 3 punti in realtà probabilmente valevano 6. Quindi averli conseguiti sicuramente ci dà fiducia, ci dà entusiasmo per il proseguo del campionato e soprattutto mi dà da pensare che comunque questa squadra è proprio nel momento di crescita che io immaginavo. La resilienza è una caratteristica fondamentale. Si è data una spiegazione per quanto concerne il gran numero di giocatori disponibili? Ma io devo dire una cosa, molto spesso si cercano delle risposte scientifiche o logiche, in realtà probabilmente è semplicemente frutto del caso. Ce ne succedono davvero di tutti i colori perché insomma Gambino infortunato, avevamo già fuori i maniscalchi, adesso Monaco ha preso il rosso, quindi davvero nel reparto avanzato saremo decimati.
In più abbiamo avuto indisponibili per lungo tempo gente come Punzi, gente come Arena, tra l'altro Punzi è ancora fuori. Io credo che molto spesso spiegazioni logiche non ce ne siano, ma bisogna semplicemente accettare il fatto che il caso vuole questo. Un'impressione sul nuovo acquisto Gaetano Corda? Sì, Gaetano lo abbiamo portato a casa praticamente nella giornata, credo, di giovedì sera. Si è allenato con noi soltanto venerdì, però io avevo capito insomma che poteva darci una mano fin da subito, quindi non ho esitato a buttarlo subito in campo. Abbiamo cercato nel giro veramente di 24 ore di dargli quei 3-4 concetti fondamentali per poter giocare con la squadra, perché noi non vogliamo mai improvvisare nulla e non vogliamo affidarci, diciamo, al pressappochismo. Quindi abbiamo davvero inculcato quei 2-3 concetti che sono serviti poi a fargli giocare una partita diligente, e lui ci ha messo il suo con la sua qualità e la sua dote balistica. Infine un pensiero sul prossimo avversario, che sarà tra l'altro sempre qui, che verrà verrà a trovare i propri ragazzi, la Don Carlo Misilmeri. Un pensiero sul prossimo avversario. Il Misilmeri viene da un periodo adesso positivo, insomma domenica ha battuto il Gela, non so in realtà il risultato odierno, però ha cambiato anche diversi giocatori, quindi troveremo anche una squadra diversa rispetto a quella di 7 giorni fa. Dobbiamo essere bravi, concentrati, pensare che la Coppa è un obiettivo, perché comunque noi non dobbiamo indietreggiare di fronte alle ambizioni, ma dobbiamo cercare di porci dei traguardi importanti. Poi è chiaro che siamo anche consapevoli del fatto che il Misilmeri è una squadra con un certo budget, e noi invece siamo una neopromossa, anzi una ripescata, quindi davvero l'ultima arrivata, per cui servirà rispetto, umiltà e servirà continuare lungo questa strada delle idee e allo stesso tempo anche della capacità di sofferenza. Entriamo in collegamento dal Roberto Sorrentino di Trapani per il secondo tempo di Accademia Trapani Unitas Sciacca. Ricordo il parziale dopo i primi 47 minuti giocati nel primo tempo è di 0-1 in virtù della rete messa a segno da Lorenzo Calfano dopo 5 minuti e mezzo di gioco. Ricordo anche il giallo della calcio di rigore prima convalidato e poi annullato, invalidato a dire la verità più che annullato, ad Angelo Caronia per aver toccato 2 volte la palla nel tentativo di trasformare dagli 11 metri. E secondo tempo che inizia in questo istante con gli stessi 22 che hanno iniziato, anzi che hanno terminato la prima frazione. Non dico iniziato perché ci sono stati 2 cambi in casa Accademia, ma ci arriveremo con calma. Intanto proprio uno dei nuovi innesti, ovvero sia scaduto
porta su il pallone, uno sguardo in avanti, poi con la spalla Tempesta, con un braccio secondo l'arbitro. Allora le formazioni con l'Accademia che si schiera con un 4-3-2-1 con Mistretta in porta, il già citato Scaduto a fare da terzino destro, Cammareri a fare da terzino sinistro, centrali De Castro e Jargiu in mezzo al campo a menare le danze, e c'è Todaro. Mentre qui intanto attenzione, Pisciotta prova a inserirsi, Pisciotta, tocco di Jargiu, fischio contro Pisciotta, punizione a completare la formazione dell'Accademia. Todaro con, anzi in realtà è un 4-3-1-2, un rombo a centrocampo con intanto attenzione a questa palla che balla pericolosamente al limite dell'area, l'area piccola. Completo una volta e per tutte la formazione dell'Accademia con Campanella vertice basso del centrocampo, Tempesta e Oddo a fare diciamo da mezzali, sulla tre quarti Todaro a servizio di Guaiana e Nolfo che sono le due punte. Qui Guaiana alza la testa, tocca d'esterno, interviene con calma Di Mercurio che poi appoggia su D'Amico. Licata, controllo, poi sbracciata su De Castro, si gioca e allora Caronia si invola, Caronia, la respinta di Mistretta ancora, Caronia non la tocca bene e Mistretta la prende. Guardala, oh! Cose da pazzi, oh! Cose da pazzi, oh! Lo stesso di poco fa, oh! Protesta in maniera vibrante la panchina dell'Accademia, mentre il direttore di gara va a parlare con Mistretta. No, va a prendere il pallone, non va a parlare con Mistretta. Formazione dell'Unitas con Reynolds tra i pali, difesa a 3 con Fricano braccetto destro, Cipolla centrale, Di Mercurio braccetto sinistro. Gli esterni di centrocampo sono Triolo a destra e Genco a sinistra. In mezzo al campo D'Amico con Licata e Galfano a completare la linea. In avanti Caronia e il giovane Pisciotta. Oddo rischia di perderla, alla fine subisce fallo secondo il direttore di gara che ricorda il signor Aneli della sezione arbitrale di Palermo. Palermitani sono anche i due assistenti, ovvero sia Piranio e Casisa. De Castro, finta di corpo e appoggio a Mistretta. Colpo di testa lisciato da Scaduto. Allora fallo laterale per l'Unitas nella metà campo avversaria. Di Mercurio. Appoggio indietro a Reynolds. Tocco maldestro, ma che comunque arriva a Galfano che liscia. Triolo resiste, arriva Caronia, la spinta di De Castro, punizione. Giocatore la battuta della punizione di Licata mentre Unitas Sciacca reclamava la sostituzione. Genco, palla fiondata in mezzo, De Castro provvidenziale perché stava arrivando Caronia. Arriva il cambio, il primo della partita per la squadra ospite ed è il turno di Moduciammè. Caduto! Sempre perché questo gioca facile! Segnai senza 16. Porca miseria! Esce D'Amico. Cambierà tatticamente la pelle dell'Unitas, probabile il passaggio a 4 con l'ingresso di Jammeh che dovrebbe fare il centrale insieme a Cipolla. Di Mercurio e Triolo a fare da terzini. Presumibile un 4-3-3, 4-2-3-1, chiamatelo come volete. Con Galfano a giocare più da esterno puro. Intanto c'è il calcio d'angolo. La battuta di Capitan Licata. L'uscita di Mistretta, reclama un tocco o una strattonata Cipolla, sbaglia e rinvio Mistretta. Vediamo la sistemazione in campo dell'Unitas dopo questo cambio. No, in realtà non cambia nulla a livello tattico, c'è soltanto Fricano che passa a fare la mezzala.
rimangono i 3 difensori con Jammeh a fare da braccetto destro, quindi rimane il 3-5-1-1 in casa Unitas. Oddo, raddoppiato, riesce a liberarsi Oddo, vince anche il rimpallo, arriva sul fondo, mette in mezzo il pallone Nolfo, la palla rimane lì, poi Guaiana e salva sulla linea Genco, occasionissima Accademia Trapani. Quasi allo scadere del 6° minuto di gioco. Occasione enorme, la più ghiotta sicuramente per l'Accademia. Adesso a un angolo la squadra di Melillo. Todaro scambia con Tempesta che prova a convergere, la finta di corpo su Di Mercurio, poi scivolando tocca a Todaro. Cammareri col cross fiondato, Reynolds la fa scorrere, colpo di testa e c'è la rete di De Castro per il pareggio dell'Accademia Trapani. Qui un po' incerto Reynolds sull'uscita, bravo De Castro sul secondo palo, parità al Sorrentino 1-1. E qui capitalizza la palla gol costruita da calcio d'angolo, capitalizza con il gol del pareggio che per il momento serve a poco, visto che deve segnare altri 2 gol senza subirne l'Accademia Trapani. Fricano cerca di scavalcare, fuori gioco di Caronia, l'ennesimo della partita delle numero 11. Intanto si sta scaldando Demba Mbaye, allora panchine con l'Accademia che ha 3 cambi a disposizione. In panchina c'ha Cipi, Simone Erbini, Mbaye, Rizzo, Benivegna, Agnello e Bongiorno. 4 i cambi a disposizione di Angelo Calfano, che manda in panchina il secondo portiere Sabella, poi Ruvolo, Rotolo, Aldo Genco, Sinacori, Bartolomeo Erbini, Concialdi e Camara. Conferma della profondità dell'organico a disposizione del tecnico dei Saccensi. Guaiana intanto taglia bene fuori su Jammeh che recupera e concede calcio d'angolo. Ed è un'altra Accademia quella che è scesa in campo nel secondo tempo. Sulla falsariga possiamo dire di quello che si è visto nel finale della prima frazione. Assente ingiustificato almeno in questi primi 8 minuti di ripresa l'Unitas. E occhio al tiro dalla bandierina, se ne va ad occupare Todaro. Tutto l'Unitas nella propria area di rigore, pallone scotellato sul primo palo, colpo di testa di Di Mercurio, poi smanaccia Reynolds. Tempesta, controllo orientato di testa e conclusione respinta credo da Jammeh. Poi ancora Tempesta, si lotta al limite, stacca Alicata, poi va a fare anche un po' di confusione Oddo, alla fine recupera palla l'Unitas che può andare in ripartenza con Angelo Caronia. Caronia si invola, arriva Fricano, Caronia punta, Caronia converge, poi Fricano gli lascia lo spazio, viene servito Fricano, finta, si defila, mette in mezzo Mistretta con le ginocchia e poi a mettere fuori scaduto. Licata vuole mettere ordine, ma si è subito fatto risentire l'11 di Calfano con le ripartenze, con la corsa. Andrà con le mani Antonino Genco. Campanella con l'anticipo, ma è comunque cambio rimesso. Jarju la gestisce, Campanella. Scaduto, lancio lungo a cercare Guaiana che non può arrivare con la testa. E allora Cipolla rischiando qualcosa. Triolo, lungo dove c'è Campanella. E allora Todaro lancia per la corsa di Tempesta in vantaggio di Mercurio che protegge, alla fine decide di intervenire in anticipo e poi sbraccia Anolfo su Di Mercurio, punizione che fa insorgere la panchina dell'Accademia. Di Mercurio che lancia, ma c'è da protestare.
Dani, non faccio morire un momento a me. Cosa da pazzi, veramente, guarda. Mai visto una cosa del genere? Mai visto una cosa del genere? Qui ha ammonito Mister Melillo per le proteste. Giocala, giocala, dai. Andiamo a giocare! Battuta lunga. Qui Caronia disorienta Giargiù, riesce a tenere il pallone fuori gioco. Oh, gli urlati da loro, per favore, devo chiudere il favore. Che gli deve dare? Non siamo così, Rosario. Hai capito? No. Qui interviene in qualche modo Triolo, poi riesce a calciarla lontano. Pisciotta, ottimo il velo di Ricata, Africano arriva, riesce a toccarla per Caronia, triangolo che non si chiude. Tempesta non si accontenta del fallo laterale, corre il 10, l'anticipo di Mercurio su un Nolfo e palla in verticale per la corsa di Africano, esce Mistretta e la fa sua. Cammareri, adesso partita vibrante, anche elettrica in un certo senso. Campanella di prima cerca di premiare la corsa di Oddo, è in vantaggio Giammè che non la fa scorrere, la vuole giocare subito e sbaglia. Guaiana, Cammareri prova a entrare in area, Cammareri la palla sul destro, va a calciare Reynolds, la calamita sulle mani. Genco, il pressing vincente di Campanella, rimangono a terra entrambi, ora si rialza Campanella, Tempesta, serie di finte, ingresso in area, prova a vincere un rimpallo, non ci riesce, qui si incaponisce sulla giocata il numero 10, corre Di Mercurio che allunga la falcata, ancora Caronia, la trattenuta di Scaduto, si continua a giocare, Caronia, Di Mercurio, sterza, fuori gioco. Ammoniscilo ogni tanto anche a loro. Campanella, un po' dubbio l'intervento del secondo assistente, il signor Casisa, che ha segnato questo fuorigioco. Da capire chi fosse l'intestatario, sicuramente non Caronia, men che meno Di Mercurio che arrivava dalle retrovie sullo scarico nel numero 11 dell'Unitas. Pisciotta la tiene su De Castro, poi l'appoggia indietro, pallone di Triolo intercettato, poi arriva ancora il terzino destro dell'Unitas che interviene in gioco pericoloso, ancora su De Castro, sicuramente cresciuto, forse il gol gli ha dato anche un po' di spinta a livello psicologico. Intanto il lancio per la corsa di Oddo che arriva ancora sul fondo, Oddo questa volta viene mangiato da Triolo che guadagna il rinvio dal fondo. Qui ottima giocata difensiva di Triolo, che bene ha fatto in fase di spinta. Intanto è Aldo Genco, la seconda mossa, chiamato a gran voce Aldo, mister Galfano. Palla lunga, prolunga Caronia, Pisciotta, arriva Africano, lo serve Pisciotta, Africano in area, va in sforbiciata col destro, pallone che arriva in area, l'uscita di Mistretta provvidenziale su Galfano e palla in fallo laterale. Qui ripartenza fulminea dell'Unitas che con 3 tocchi è arrivato in area. Rimessa di Triolo, cerca Pisciotta, cambio rimessa, e allora cambio anche in campo. Cambio tra i due Genco. Esce Antonino, entra Aldo, quindi anche per chi vi racconta la gara non ci sono distinzioni, non ci sono confusioni.
Intanto sono cambiati dei risultati perché il San Vito si è portato sul 3-1 a Castellammare, ha segnato Frisella. Poi terza rete realizzata dagli ospiti, che dunque mettono le mani sul passaggio ai quarti di finale. In vantaggio anche l'Athletic Club Palermo 1-0 sul San Giorgio Piana, in un altro risultato che di fatto sta per proiettare i nero-rosa verso i quarti. Qui intanto la corsa di Guaiana, ottimo tagliafuori di Moduciammè, è buona anche l'uscita di Reynolds. Mezz'ora alla fine più recupero. Sembra essere scattato il momento di Mbaye. Cipolla. Tocca Campanella, poi riesce a recuperare Calfano che corre, inseguito proprio dal numero 6. Ancora Calfano, il fallo è quello di Campanella di prima. Adesso Aldo Genco gioca a centrocampo, Fricano gioca a tutta fascia a sinistra e cambia per la terza volta ruolo il numero 4. E qui scodella una gran palla per Pisciotta. Pisciotta la mette dentro col piede debole, interviene Jargiu, poi l'intervento di Scaduto che concede calcio d'angolo grazie anche al pressing di Aldo Genco. E allora Fricano può andare alla bandierina, cerca di smorzare i bollenti spiriti degli avversari, l'Unitas. Sale Cipolla, c'è in area anche Ciammè, dalla bandierina va Angelo Caronia che chiama lo schema. Caronia teso sul primo palo, interviene Jargiu, altro corner per gli ospiti. Quando già se ne sono andati 17 minuti e 40 secondi dall'inizio della ripresa. Caduto! Prendi Caronia! La bandierina va Licata, ancora effetta a rientrare, questa volta col sinistro. Ancora primo palo, Ciammè prova a prolungare, l'ultimo tocco è dell'ex Mazzara 46. C'è cambio, è pronto, forza, andiamo! Carlo! Andiamo! Arriva adesso il terzo cambio per l'Accademia Trapani, fuori Todaro, dentro Baie, maglia numero 4 per lui. Entra Demba Baie. Andiamo avanti, con palla a terra, andiamo sempre a. Ora basta. Va da fondo Mistretta. Angelo, abbassati. Pisciotta, abbassati. Colpo di testa da parte di Triolo, poi Pisciotta pressa su Cammareri. De Castro con la girata per evitare l'intervento della numero 9 ospite. Tocca ancora a Mistretta. Rilancia il portiere dell'Accademia alla ricerca di Oddo, colpo di testa. Poi Nolfo duella con Jammè, la palla rimane buona. C'è la pressione ancora di Oddo che tiene il pallone in campo. Oddo fermato e poi fallo di Di Mercurio, ma qui Oddo che sta riuscendo a seminare un po' il panico nella difesa ospite. Prendi alti, sali con la campanella. Alti. La palla battuta lunga, Baie di testa, Guaiana, controllo, serie di tocchi per addomesticare questa palla. Jargiu, De Castro, Cammareri, verticale, Letta con abbondante anticipo dall'ottimo Triolo. Poi fallo forse su Pisciotta, si gioca. Licata, passaggio intercettato, rimessa.
Dimessa per l'Unitas. Allora la battuta di Triolo che scambia con Licata, poi fiondata di mezzo esterno, colpo di testa di Scaduto, arriva Mbaye che prolunga, Campanella la gira, Giammè di testa, mette giù Licata, contrastato da Mbaye che poi scambia con Nolfo, arriva Licata a far su il pallone, Fricano, verticale per la corsa di Genco, fuori gioco. Abbastanza scontenta entrambe le panchine, va detto. Licata stacca su Mbaye, poi Campanella subisce la spallata di Angelo Caronia. Fatela dare giochi, fatela dare giochi, fatela dare giochi. Non uscire. Qui intanto la giocata è in verticale, stacca Guaiana, poi Cipolla può controllare, si affida a Reynolds che prende la rincorsa prima di lanciare col mezzo esterno, palla che esce dal campo. E fallo laterale per l'Accademia. Qui ingenuità da parte dell'Unitas perché Calfano è rimasto a terra. Palla rimassa dentro, c'è il tentativo, poi Nolfo, Guaiana, Nolfo, sforbiciata ribattuta. Attenzione qui alla palla messa in mezzo, Renzi. Si mette lo stesso, scusami. Lui fuori la devo buttare fuori. Lui fuori la devo buttare fuori io. Quella battuta di Licata. Mentre si prepara Erbini nell'Unitas. Cambio. C'era Calfano a terra, nel frattempo è pronto Erbini. Bartolomeo Erbini, da capire chi gli lascerà il posto. È uscito Calfano. Rimangono comunque i due under in campo. Recupero importante. De Castro, ci avviciniamo agli ultimi 20 minuti più un recupero di questo ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia d'Eccellenza Sicilia. Risultato di 1-1 qui al Sorrentino tra Accademia Trapani e Unitas Sciacca. Gol in avvio delle due frazioni, entrambi al 6° minuto. Nel primo tempo in gol Lorenzo Calfano, nel secondo gol De Castro. Intanto scontro con Guaiana che va a recuperare palla. Baie con il cross allontanato, poi il recupero di Angelo Caronia che adesso prova a spingere al piccolo trotto, tocco per Erbini, prima palla della sua partita, avanza Erbini che stringe il campo, tocco per Genco, tocco di ritorno sbagliato per Erbini, alla meglio Campanella che però viene mangiato dagli avversari, Licata per Erbini,
E poi fallo di Tempesta. Assistente! C'è il cambio per l'Unitas con Giuseppe Ruvolo, classe 2006, esce Triolo. Da là, Bocci, arbitro, Bocci da là! Andiamo! Forza! A 19 minuti più recupero dalla fine, finisce la partita del terzino destro. C'è la punizione per Di Mercurio, lancia verso Caronia. La pressione vincente da parte di Ciargiupe, ancora Caronia. Fricano, Erbini, Caronia, finta di corpo. Poi cerca la giocata, la palla torna da lui. Caronia alle stelle. Allora Mistretta gioca corto su De Castro, Cammareri. Ancora Mistretta. La battuta del numero 1 dell'Accademia, Nolfo, anticipato dal gambone di Moduciammè. Poi Genco la può calciare soltanto in avanti. E parte dal fondo. Inverte i terzini. Melillo con Cammareri che torna a giocare a destra. Aveva iniziato lì la partita, poi la sostituzione di Scaduto, che ha preso il posto di Rossi, ricordo alla mezz'ora, l'ha portato a giocare sull'altra corsia. Adesso torna a destra il capitano dell'Accademia. Mistretta al rinvio, cerca Campanella, stacco aereo, poi di testa Cipolla per allungare, controlla male Pisciotta ma trova comunque l'intervento di Genco. Poi Ruvolo, l'entrata dura ma regolare di Oddo, che guadagna anche il fallo laterale. Il fallo laterale è per l'Accademia, quindi ritenuto ultimo tocco quello proprio di Ruvolo. Di testa Cipolla, ancora in fallo laterale, se ne occupa Scaduto, lungo per tutti, con Cipolla che accompagna la palla verso Reynolds. Fricano, lancia Caronia, trattenuto da Ciargiù, l'arbitro lo vede e lo fischia. Ma cosa hai visto? C'è la punizione per Saro Licata. Pallone verso il cuore dell'area. Stacca Giammè! Palla fuori di nulla, ma era fuori gioco. Campanella resiste alla trattenuta di Erbini, serve ancora Mistretta. Ultimo quarto d'ora in arrivo di questa partita, poi sarà recupero. Cipolla di testa, subentra Ruvolo. Sbaglia questo tocco all'indirizzo di Tempesta, che poi prova ad andargli via sulla corsa. Ruvolo resiste, ancora Tempesta, cerca di
giocare di finte, si defila, Ruvolo in scivolata in calcio d'angolo. Alla bandierina proprio Tempesta, tutto l'Unitas dentro l'area di rigore, in 7 a saltare per l'Accademia. La palla ancora sul primo palo, attenzione a Nolfo che calcia, pallone che rimane lì, colpo di testa di Ruvolo, poi quello di Mbaye, spazza via Saro Licata, poi Cammareri, la rigioca per Tempesta, posizione regolare, Tempesta fermato da Genco. Enzo, alza la bandiera, Enzo. Qui la rimessa rischiosa di Campanella. Scaduto, De Castro può portare sul pallone, lancia verso destra dove c'è Jargiu in posizione di ala, tocco per Cammareri, sulla corsa Cammareri scavalcato al pallone, fermato dall'intervento di Bartolomeo Erbini, con la spalla Jargiu. Con le mani di Mercurio, Fricano prolunga, poi va a terra Mbaye, punizione Accademia. Mbaye, De Castro, Nolfo, scucchiaia per l'inserimento di Guaiana, esce Reynolds. Qui Reynolds messo le mani sulla palla, poi non so se è stato il pallone a colpire Guaiana o sullo slancio Reynolds con i guantoni sul volto di Guaiana. Intanto finale, il primo finale è quello di Castellammare del Golfo, passa il San Vito che dopo il pareggio con l'Athletic impreziosisce questo inizio di ottobre, espugnando il Matranga. 2-3 il finale. Dagli altri campi, al di là di Accademia Unitas che stiamo seguendo, tra Lascari Cefalù e Don Carlo Misilmeri il punteggio non cambia, sempre 0-3 con doppietta del classe 2006 Peppe Romano. E poi dall'altro campo del girone A l'intervallo era 1-0 per l'Athletic contro il San Giorgio Piana, il risultato adesso è di 3-0 al minuto 31. Di fatto possiamo dire che le 4 elette, a meno che non ci siano ribaltoni clamorosi, soprattutto qui a Trapani, abbiamo già le 4 qualificate del girone A dei quarti di finale di eccellenza, di Coppa Italia Eccellenza, sono San Vito Lo Capo, Don Carlo Misilmeri, Unitas Sciacca e Athletic Club Palermo. Licata con la palla per la corsa di Fricano, posizione regolare, Fricano tagliato fuori benissimo da Jargiu e poi l'uscita di Mistretta. Mbaye, Cammareri alza la testa, vuole servire lunghi compagni, poi viene incontro Nolfo, avanza il piccolo trotto il capitano dell'Accademia, Guaiana di sponda per Nolfo al limite, Nolfo allarga bene per Oddo, molto coinvolto il numero 16 che va a puntare, Oddo, conclusione ribattuta, Erbini, Fricano, palleggio e servizio sulla corsa di Caronia, Caronia tiene in campo il pallone, 1 contro 1 con Jargiu, arriva Erbini, tocco per lui, Erbini in area, cerca di tenerla, è chiuso e allora la tiene. Caronia ancora insieme ad Erbini, serie di finte contro De Castro che gliela mette fuori, ma la rimessa è per... la rimessa era per l'Accademia.
Cipolla Assistente. avanza, La prossima. poi Erbini, Fricano è rientrato, era rientrato Caronia, tiraccio di Fricano, ci sono due cambi, uno per parte. Esce Caronia ed entra Sina Cori nell'Unitas. Dall'altra parte sta per entrare Buongiorno. Eccellenti, entra 11. Buongiorno prende il posto di Nolfo a 8,5 più recupero dalla fine. Giocala! Ma gioca, non c'è paura, sono 3 contro 2, oh! Porca troia! La battuta Fricano, poi Giargiù, Jamais interviene scaduto, palla per Oddo, spalla alla porta contro Sinacori, ancora Oddo che la tiene. Mistretta. Batte Mistretta. Jamais di testa. Poi Pisciotta la tiene, viene affrontato da De Castro, va anche su Guaiana che ha la meglio e subisce fallo. Giargiù. Tempesta subito preso da Genco, lo costringe a tornare ancora da Giargiù. Ultimi 7 più recupero qui a Trapani, ultimi 7 più recupero di speranza di un clamoroso ribaltone per la squadra di Melillo. Tempesta affrontato fallosamente da Di Mercurio. Baie prende campo il numero 4, ancora Mbaye col tocco per la corsa di Guaiana che è dentro l'area. Guaiana, serie di finte, poi Buongiorno e l'intervento di Reynolds a dire di no a Buongiorno. Occasione Accademia. Ha avuto l'opportunità di andare sul -1 la squadra di casa che adesso è il calcio d'angolo. Mbaye col velo, ancora Buongiorno, palla fuori e ancora angolo. 6 più recupero alla fine e secondo angolo di fila per l'Accademia, sempre con Tempesta. Viene incontro Cammareri, la palla è per lui. Cammareri con il cross, secondo palo, colpo di testa delicato a metter fuori De Castro, mentre vola un parastinco. Penso al difensore dell'Accademia che qui propone il cross, Reynolds. L'altissimo portiere lituano che si è opposto a Buongiorno un minuto fa. Qui la palla scavalca e c'è il fallo contro Cammareri. Dai, go Eric! Giochiamo! Giochiamo, Eric! Aspetta che fischia la San Si riparte, Cammareri resiste, tocco a Giargiù, sicuramente incoraggiante la reazione dell'Accademia, anche perché queste due squadre tra 4 giorni si raffrontano.
e sicuramente Galfano e Melillo hanno riempito i fogli del loro ideale blocco note per prendere appunti in vista della gara di campionato. Qui fallo su De Castro, punizione. Poco più di 4 minuti al 90esimo. Regge quello che attualmente è il doppio vantaggio conquistato all'andata dall'Unitas. Campanella dall'altra parte per Tempesta, il controllo, sovrappone Cammareri. Tempesta, palleggio quasi fine a se stesso, poi scarico a Cammareri. Cammareri evita Genco, non evita Africano, poi Genco la calcia via. Pisciotta prova ad arrivare prima, arriva prima, cerca di ripartire, fallo di Mbaye, giallo. C'è la punizione dopo l'ammonizione a Mbaye, la palla lunga per Erbini, a tu per tu con Mistretta. Erbini mette il sigillo sulla qualificazione dell'Unitas Sciacca. Bartolomeo Erbini è il gol dell'1-2 e va a ringraziare Cipolla, e non può essere altrimenti, per l'assist al bacio direttamente dalla punizione. Chiude i conti l'Unitas Sciacca, che si toglie di dosso un po' di tensione, e a 2 minuti dal 90esimo chiude i conti, adesso possiamo dirlo quasi con certezza che può arrivare solo dopo il triplice fischio del direttore di gara. L'Unitas Sciacca è una delle 8 elette ai quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. Lo scambio! Aldo! Vuole comunque provarci fino alla fine l'Accademia, come giusto che sia, vuole rendere l'onore delle armi. Tempesta, punta. Sono comunque spunti importanti per la gara di campionato, che ricordo ancora una volta di giocherà domenica, sempre qui al Sorrentino. Qui Giargiù, anzi Mbaye, rischia contro Erbini, alleggerisce su Mistretta. Mistretta lungo, Guaiana sovrastato da Cipolla, e allora Licata la tiene con calma olimpica, serve Ciammè. Ruvolo, controllo di Erbini che ammortizza il contatto con l'avversario, serve sulla corsa Ruvolo, e sul fondo del 13 che mette in mezzo, in angolo la mette in Mbaye. Si andrà dalla bandierina quando sta per scadere il 90esimo. 5 minuti di recupero. Ringraziamo Giacomo Fricano per il suggerimento. La battuta di Licata, secondo palo Cipolla, si era coordinato per la sforbiciata. È uscito Mistretta in presa plastica. Cammareri torna dal suo portiere, che è costretto a calciare lungo
supera la metà campo, cerca Guaiana e lo trova. E ancora Guaiana, non c'è il fallo di Fricano, il fischio, fallo di Fricano secondo il direttore di gara. Colpo di testa da parte di Ruvolo, poi De Castro, Oddo, scaduto. Palla a cercare Buongiorno che prende il tempo a Giammè, bravo Ruvolo a rientrare, poi rischia qualcosa, la palla viene recuperata dall'Accademia, Giammè a scortare, poi Cipolla a mettere fuori, ma c'è il fischio. E c'è il fallo guadagnato da Alfonso Cipolla. Sicuramente non è questa la miglior versione dell'Unitas, con Mistretta ancora fuori, con Cialdi acciaccato, con magari una scelta come quella di Giammè in panchina dall'inizio, che magari non sarà questa nelle gare più importanti, quelle di campionato. Ricordo anche l'assenza di Niosi, che altro giocatore importante che ha dimostrato qualità oltre che grande presenza fisica. Però sicuramente l'Unitas, vista così, sta dimostrando grandi doti a livello anche di temperamento, di carattere, visto che l'Accademia nel secondo tempo ha pressato forte, è stato presente in maniera massiccia nella metà campo nero-verde. È arrivato sì il gol sugli sviluppi di una palla inattiva, su un mezzo errore di Reynolds, però ha saputo soffrire, ha dimostrato di saper stringere i denti la squadra di Galfano. Dall'altra parte sicuramente, siamo già alle battute finali, direi anche di andare in sede di commento della sfida. Sicuramente segnali incoraggianti dall'Accademia, non tanto per la gara in sé, non tanto in vista della prossima partita che sarà contro lo stesso avversario, probabilmente anche in schieramenti tattici diversi, ma sicuramente ottimi segnali per una squadra che ha già ottenuto 6 punti, che in 4 gare, in un campionato così duro e così equilibrato, se si possono portare dei punti via in avvio di campionato è sicuramente un buon segnale. Intanto attenzione alla fuga di Guaiana, si riparte dal fondo. Di Mercurio col passaggio rischioso intercettato dalla Tempesta, la meglio Genco, poi arriva Mbaye, entrata dura e regolare. Tempesta ai 25 metri calciamare. Un po' di frustrazione per il numero 10, sicuramente uno dei giocatori di maggior qualità individuale in casa Accademia, non è riuscito a incidere oggi. Di Mercurio, palla per Cipolla, viene incontro Sinacori che litiga col pallone, poi cerca di gestirlo, alla meglio Buongiorno, poi serie di scontri, fischia l'arbitro, punizione Accademia che prova quantomeno a chiudere in avanti questa partita. Battuta verso l'area, a vuoto tutti, Fricano la fa scorrere, decide di non accontentarsi del fallo laterale, il tuttofare dell'Unitas, che qui serve Erbini, su il gol che sta decidendo la gara secca, fallo di Cammareri. Fricano, ultimi secondi di gara, anzi finisce qui e finisce l'avventura dell'Accademia Trapani in Coppa Italia Eccellenza. Passa il turno vincendo anche al Sorrentino, l'Unitas Sciacca finisce 1-2 con il vantaggio firmato Galfano per la squadra ospite, il pareggio di De Castro
nell'avvio del secondo tempo, nel finale, il gol che decide la singola sfida porta la firma di Bartolomeo Erbini. Staremo a vedere chi sarà l'avversario dei neroverdi ai quarti di finale. Continua il cammino per la squadra di Angelo Calfano, si ferma quello di mister Vincenzo Melillo, e ribadendo il punteggio finale di Accademia Trapani 1, Unitas Sciacca 2. Vi ringrazio per averci seguiti, ricordiamo di seguirci su Sportisili TV su YouTube, sulla nostra pagina Facebook, sul profilo Instagram, su TikTok, su X, per non perdervi nessun aggiornamento. Ricordo domani scatta la targa Florio che noi seguiremo sul posto. Ringrazio ancora una volta per averci seguito e come sempre appuntamento alla prossima.